Amigos e companzos, ema provai a questionai sa limba nostra, fins a quando ci renescio, con i limiti che rengo, poi tadea approvato su collegio, e a ogni buetto in sardo mi toccara pagare 10 francos. E mamma mia quando veniva a magattai frangiara, poi da doppemo orrai mettare stipendio del babbo mio. Quindi c'è una regione, poi da te non ci cristianai bene su sardo, poi da mi identificare questa lingua. Ed io prometto che mi vengo a studiare, e siccome sono vago intelligenti, appo imparare a imparare ad scrivere bene e ad ragionare. C'è un dice sardo che narra in domo dei superveri schironi dell'Inna. Ebbene, è successo questo fatto che su presidente Palomba ha mandato un telegramma, telefonasse a Zippi ha consegnato su destra sa posta e sa posta non ti ha portato. Devo che se postare mi li precuncio. Però, siccome c'è questa tecnologia, sul segretario del onorevole Palomba sta facendo un fax, poi ci varrà un meno male su presidenti. Annai chi non sia presenti non poteva essere presenti fisicamente, ma annau chi si voleva essere presenti con un messaggio che non è un messaggio puramente formale. A me in conclusione, sì, di un congresso che è di alto de Galilari, poi si interventos des delegados, poi si interventos des invitados, ma è un congresso che ha questionato non scetti di questo voto, ma questionato vinzasa con sa mostra pues miniera sarda, che è una roba di storia nostra manna. È un congresso che ha questionato con sa musica, con le canzoni, con suo coro. È un congresso che si è affidato all'uso che ha sa relazioni del suo segretario, ai scollegamenti, as figuras des delegados, a sa partecipazione corali che c'è stata in questo congresso. E devo di questo mi devo ringraziare ai collaboratori, a partire di questo che materialmente anche a giurato la Confederazione Sindacalizzata a fare questo congresso. E mera, eccellente mera, lo citai tutto, ma cominciai a scompangiare che ha attivato il suo servizio di segreteria, ai tecnici, delle voci e delle immagini. A tutti un grazie manno, un ringraziamento che pesseri des intragnas, della intro del suo coro mio. E non c'è di gusto, di presenza importante sul nostro congresso, del suo Rusmanno partito che è in Sardegna, del suo BDS, presenti in noi con suoi coordinatori nazionali, Spiga, e con il suo segretario federale De Castello, Salis. È una sottolineatura che Bolunai
questo sindacato nostro che nanta che è piticchietto, è un sindacato che ha posto in discussione meras cosas dentro dei partiti politici e arranca da sponni però entro i sindacati storici, ma quanti vinta se non ci badai, invece si mera gente incomincia a andare in discussioni, in convegni, in congressi di questo sindacato, attenzione che c'è un sindacato che è veramente un sindacato sardo, non qui da si serve a sindacato sardo, come si serve a Temoi, CGL, Cisluil, e nata in sa stampa, nei mass media, presenta sì come sindacato sardo. No, su Seusu, non qui da scriesu sindacato usato, ma qui da ci creusu, qui da Seus nascius aici, non Seus divenius dopo il sindacato usato. Ma devo dare grazie particolarmente al delegato, qui da antiscritto isso su sapere relazioni di questo congresso. Qui da dobbiamo imparare mera nosus a comprendere che questo sindacato dove è os nosus samenti is manus, is brazzos, is pesi, punti noi non seus telecomandaus de nessuno e quindi reneus is limites che reneus però punti limitus nostros non punti in posizione e quindi quando una rausu che reneus mera difettus e poi tascieus vatto nostro però tutto si dobbiamo donare una mano può diventare adultus, può diventare persona che viene in d'accordo sulla libertà, sulla democrazia, sul sviluppo di questa Sardegna. Noi siamo un arrogo umano del suo futuro, del suo avvenire, questa terra nostra. Pensando sul segretario che avessi proclamato nel Consiglio nazionale a tenere una grande responsabilità, pensando che noi questo sindacato è un sindacato che non è più su un UVP di accompagnare con mano, ma è un UVP che ci riscrive, leggi e che ragiona. Qui quando intendo intervento su commenti gusto di Vannittola, o commenti gusto di Pepe Melis, o commenti gusto di Franco Mulas, di Massimo Pistis, di Mario Piga, di Angelo Dicciotti, di Pierina Chessa, di Rotto Scusso Scrivunti Intervegno, di Vala Carta, di Angela Boscarino, di Sergio Di Rosa, di Ignazio Spiga, di Giampiero Marras, di Gino Steri, di Luciano, di Zambulantis. Ma chi è che ha inteso mai in un congresso cosa che non funti formali, ma che funti arrogus, spezzoni di linea sindacali, di gente che vivi, che ha accettato questa sfida nostra, di essi nostri protagonisti reali di questa costruzione del suo sindacato nostro. Pensando su quando intendo Angelo Dicciotti che mi narra io accetto la posizione della CSS sulle rappresentanze sindacali unitarie, ma poi devo fare i conti con una mia realtà, con i lavoratori che mi chiedono di presentare lista perché hanno bisogno della nostra organizzazione. Bene, voi sapete che questa è stata la posizione anche
del vostro segretario, che ha confortato e che si è presa la responsabilità politica, nonostante ci fosse un documento di tutto il Consiglio nazionale che si era riunito dalla Birdi, che ha fatto le critiche che poi sono riportate nella relazione introduttiva a questo congresso e che confermiamo, ma disse insieme alla dirigenza del territorio: è necessario fare questo passo, perché se sono date quelle circostanze, cioè se sono i lavoratori stessi che ci chiedono di fare questo, se ci sono i presupposti per vincere, questa battaglia va fatta, e va fatta superando quelle che sono le decisioni, perché nella sostanza non si strappano quelle decisioni, perché si confermano, e si confermano in qualche modo passando tramite l'esperienza di quei lavoratori che dicono di condividere fermamente che le RSU così come sono regolamentate sono un insulto alla democrazia, ma che pure è necessario, date quelle condizioni, di non rifiutare la possibilità di una nostra rappresentanza se i lavoratori ci sostengono. Bene, così è stato, e io credo che abbiamo fatto bene, che hanno fatto bene quei lavoratori che oggi dentro quel territorio mi hanno detto, io non sono potuto andare al congresso del Sulcis, mi hanno detto che sono stati i veri protagonisti, sono stati loro che hanno spinto e che hanno detto la CSS deve, tramite i lavoratori, tramite le sue strutture, essere più presente nei posti di lavoro, deve essere più presente nelle lotte, deve essere più presente perché i lavoratori vogliono vedere il sindacato. Io sono d'accordo su questo. Forse anche il segretario generale deve muoversi di più, speriamo che lo possa fare, o che chi sarà lo faccia con entusiasmo e lo faccia pensando che però non si deve mai sostituire a nessuno. Guardate, se c'è una cosa a cui ho dovuto resistere, anche facendo violenza a me stesso, io davanti a lavoratori singoli che sono venuti e mi hanno chiesto di costruire dentro la loro fabbrica, il loro ufficio, il sindacato, gli ho detto di no. Io sono convinto che il nostro è un sindacato di base. Il sindacato di base parte da questo concetto. I protagonisti non devono essere né i segretari generali, né i segretari di struttura, né i segretari e le segreterie. Devono essere i lavoratori. Se non scatta nei lavoratori, in tre persone, l'elemento di responsabilizzazione, di dire faccio io questa scommessa, faccio io, perché poi io dico che noi tutti abbiamo vissuto che ci scriveva i contratti, abbiamo detto che quei contratti non li accettavamo perché erano scritti dai burocrati, dai segretari, dalle strutture che ci hanno calpestato. Non commettiamo l'errore di pensare che la CSS diventa grande perché la costruiamo tramite gente che va. O la CSS nasce dall'impegno dei lavoratori, o altrimenti non è CSS. Abbiamo l'esempio di 400, eravamo 600 iscritti, 400 iscritti all'ARS. Sembrava un'esplosione, sembrava un qualcosa di grandioso. Beh, fra 400 iscritti non ce n'era uno disponibile a dire mi prendo l'impegno della categoria. Pretendevano che fosse allora il segretario generale Spiga ad essere lui, a quello che scriveva le giustificazioni, a quello che andava per le minime cose a contestare il caporeparto che aveva fatto la segnalazione delle 2 ore, di un'ora. Ma questo non è il sindacato. Questo non è il sindacato che vogliamo, lo fa meglio, CGIL e CSUI lo fanno meglio. Lasciamoli lì, quei lavoratori. I lavoratori da noi devono venire quando dicono io mi prendo, sono uno, ma mi prendo la responsabilità di farlo, di lanciare questo messaggio, poi sì, venga nella nostra organizzazione, rompa le finestre, apra
essere lui. Ecco perché io ce l'ho con chi ha rovinato la democrazia vera del sindacato, rispetto al quale c'è un debito storico con i lavoratori, perché non saremmo a questo punto se i lavoratori non avessero delegato tutto. Hanno delegato tutto. Sono 15 anni che è passata una filosofia di far sì che siano gli altri a fare le cose su cui noi dobbiamo ritornare a restituire il gusto alla gente, il potere alla gente di decidere. E ci siamo convertiti, ahimè, noi che no, almeno nella mia storia personale, che abbiamo sempre rifiutato la democrazia formale, come democrazia borghese, le leggi come... Io mi sono riconvertito, ho detto che bisogna imporre una democrazia formale nel sindacato, perché allora dobbiamo fare i conti, i delegati se sono veri, la gente che nelle assemblee se sono vere, la gente che decide il contratto se sono loro o se sono altri. Perché io mi sono trovato, quando ero in CGIL, a livelli nazionali, in consigli dove hanno avuto il coraggio di mettere ai voti la mia richiesta legittima, se si doveva fare la verifica poteri, mi hanno detto bisogna che sia il congresso che accetti questo. E sono trovato sconfitto perché l'assemblea ha respinto che si dovesse fare la verifica poteri, quando io sapevo che il 50% delle persone lì sedute che dovevano approvare il mio contratto, che mi davano di meno di quello che mi avrebbe dato l'azienda. Queste sono le storie nostre che ci hanno portato poi a fare lo strappo, non sono altre cose. O il segretario regionale lì, che davanti alle mie obiezioni che uscivo per un fatto di democrazia, mi disse: democrazia, ma non ne parliamo, sono frattaglie nella lingua cagliaritana, vuol dire proprio rimasugli, cose che non contano, altro che non contano. E Eliseo mi ha insegnato questo: Giacomo, il punto debole dei sindacati è la democrazia, il punto debole della sinistra è la democrazia se la gente non vota, non vuole. Da un certo senso abbiamo voglia noi di dire che tutti si sono convertiti a destra, o che il grande comunicatore Berlusconi ruba i cuori delle donne e degli uomini. La verità è che chi doveva insegnare la democrazia non ce l'aveva la democrazia. Lo vogliamo capire questo? Non ce l'aveva. Io ero in un sindacato dove dovevo fare, dove dovevo respirare, dove dovevo nascere all'insegna della democrazia. Invece ho imparato i trucchi, ho imparato le cose più tremende per uccidere il dissenso, per uccidere le minoranze, per uccidere tutto il resto. E quando sono diventato minoranza, ho sulle mie spalle, sulle mie carni, che cosa mi è costato essere minoranza, essere opposizione. Inseguito perfino dentro il luogo del lavoro, dove si diceva al padrone di perseguitare. Si arriva a dire. E queste cose non si possono dimenticare, non basta una stretta di mano, non basta dire riconciliamoci. Certo, io ho detto dobbiamo lavorare per essere il sindacato di tutti i sacri, ma come lo dico in politica economica, istituzionale, chi non ha messo in discussione il suo passato, chi non fa critica di quello che è stato, non ha titolo a dirigere adesso, a cambiare la giacca, a dire che si è convertito. Quella conversione è una conversione che passa dentro, non può essere una conversione momentanea. Per costruire la democrazia bisogna aver sofferto. Il grosso della forza lo hanno sovraccato. Per quanto riguarda quindi la situazione della Commissione verifica poteri, sono stati
190 delegati al congresso nazionale, ne erano presenti 137. Quindi il congresso è valido a tutti gli effetti perché come dal regolamento ha ampiamente superato la percentuale. Di queste 137 persone, 40 sono donne, con una percentuale eccezionale, io dico di circa uguale al 30%. La Commissione verifica poteri ha ritenuto che fosse fatta Doveva essere il minimo 50%, 30% è un buon risultato, io dico, rispetto ad altri. Ora, per quanto riguarda il discorso finale della Commissione verifica e poteri, ci siamo limitati solamente a ciò. Snelli, massimo. Il mio saluto non vi è arrivato, dicevo che potuto venire, ieri ero fuori Caglia, che stamattina pure ho avuto dei problemi di carattere personale, e allora nell'incertezza di poter venire avevo mandato, come si usa in queste cose, un fatto di correttezza, ma avevo mandato un telegramma che era convintissimo, mi hanno anche adesso i miei uffici confermato che l'hanno mandato. Però al di là di questo, il disguido mi fa piacere perché anche facendo un po' di salti mortali sono riuscito a fare un salto per chiarire con Giacomo, ma a questo punto con tutti voi questo disguido, e quindi mi fa piacere perché vedo tanti amici qua, anche se non firmo la delega alla CSS, Giacomo sa, io faccio parte di un altro sindacato, ma spero anche le incomprensioni tra sindacati possano essere superate. Ci sono battaglie fondamentali da fare in comune, dobbiamo riscoprire le cose che ci uniscono. Intanto ci unisce la difesa di una Costituzione, di una libertà e di una democrazia che in questo periodo non è salvissima, ci unisce l'attenzione e l'interesse per questa terra martoriata, piena di speranze, di risorse, di energie umane che dobbiamo valorizzare assieme per costruire sulle nostre mani il nostro futuro. Ci unisce l'esigenza di rafforzare i poteri di autogoverno della Regione come condizione per uno sviluppo più fondato sulle nostre risorse, sui nostri poteri, sulle nostre prospettive, sulla nostra tradizione. Ci unisce l'esigenza che recuperiamo tutti quanti l'identità che non è patrimonio di questa o di quella forza, ma che è davvero la nostra personalità. Entriamo nel mondo moderno, nel cosiddetto villaggio globale, ci entriamo con la nostra personalità se la sappiamo riscoprire, se la sappiamo valorizzare, e questo è l'identità nella sua pienezza, è patrimonio storico, linguistico, culturale, tradizione, e orgoglio di quello che siamo stati, di quello che siamo, e anche consapevolezza della debolezza storica. Siamo stati spesso un popolo di vinti e non vogliamo più esserlo, ma per non esserlo dobbiamo essere uniti, e questa unione che dobbiamo riscoprire, credo che lavoriamo tutti quanti per questo. Vi sono vicino e vi auguro buon lavoro per questa vostra conclusione di questo convegno. Come dite, forza avanti. Di industrializzazione, per evitare che ci dicano nuovamente domani che siamo contro l'industria, il congresso fa proprio un concetto più ampio di industrializzazione che va intanto esteso agli altri comparti produttivi e principalmente a quelli finalizzati alla utilizzazione e alla valorizzazione delle risorse locali. In particolare vanno riferite al settore dell'agroindustria con l'obiettivo di avviare una radicale riforma dell'agricoltura e lo sviluppo dell'industria di trasformazione anche per la riconversione ecologica del modello di sviluppo. In tale senso il Congresso respinge ogni tipo di ipotesi di sviluppo centralizzata, eterodiretta, funzionale agli interessi estranei della nostra economia, e ribadisce la necessità di promuovere, attivare e stimolare uno sviluppo endogeno, autopropulsivo, autocentrato, l'unico che può stimolare l'avvio di un meccanismo di sviluppo reale, di una reale valorizzazione delle potenzialità produttive dell'isola. La gravità della crisi occupazionale e produttiva in atto è tale che il problema della disoccupazione rappresenta ormai una vera e propria emergenza, con gli oltre 249.000 disoccupati e un tasso di disoccupazione fra i più alti tra le regioni italiane. In tale contesto, di per sé drammatico, emerge poi l'ancor più grave situazione delle zone interne dell'isola, tendenzialmente destinate ad ulteriore desertificazione antropologica,
antropologica. Particolarmente colpiti da tale fenomeno sono i giovani, per i quali si allontana sempre più la prospettiva di un'occupazione stabile che li sottopone, che li sottragga all'umiliante situazione della dipendenza economica da una famiglia di appartenenza. Ancora più grave è la condizione della donna, colpita ancora maggiormente dalla disoccupazione in quanto giovane e in quanto donna, e quella dei disoccupati di lunga durata per i quali le prospettive occupazionali sono remote. L'apparato produttivo isolano vive da tempo una delle fasi più drammatiche della sua storia. Le zone industriali tradizionali e quelle imposte dalle scelte petrolchimiche attraversano una crisi che sembra irreversibile. Si pone con forza il problema di analizzare e individuare problematiche e soluzioni ai gravi problemi della nostra industria. Pur ribadendo il rifiuto delle logiche di sviluppo e delle scelte di politica industriale che hanno caratterizzato l'industrializzazione dell'isola negli anni 60-70, il Congresso evidenzia l'esigenza di salvaguardare le attività produttive e i posti di lavoro esistenti. Il problema energetico, la mancata meccanizzazione dell'isola, la necessità di disporre di adeguate fonti energetiche interne e la stessa esigenza contingente di difendere ed incrementare dove possibile l'occupazione rendono sempre più attuale l'esigenza della gasificazione del carbone scudo. Per la carica di segretario generale Giacomo Meloni. La riconferma di Giacomo Meloni. Si vota. Ciao Montegaglia, stammi bene?